Allora buonasera a tutti e benvenuti, grazie di essere venuti a questo seminario che ha come titolo Food Design, quindi sviluppo di alimenti, e si inserisce in due diversi corsi che sono stati organizzati qui dalla scuola superiore, cioè quello di alimenti, identità e benessere, e quello, perché faremo un food design dedicato a quello che può essere un invecchiamento attivo, a quello di aging e ageism in una prospettiva multidisciplinare. Allora, non lo so se avete partecipato ad altri corsi precedentemente e a quali, quindi alcune cose forse le ritroverete, quindi magari anche descritte in maniera diversa, quindi potremo sicuramente discuterlo. Altre cose, o per chi non ha partecipato agli altri, magari potrebbero essere meno chiare, per cui liberissimi di alzare la mano, fare domande, interrompermi in maniera tale che sia più interattivo possibile questo momento assieme. Prima di tutto, prima di cominciare, mi piaceva presentarmi. Sono Sonia Carigaris, ovviamente avete visto, e faccio parte del gruppo di tecnologie alimentari che lavora presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, qui dell'Università di Udine. Insegno nei corsi di laurea di Scienze e Tecnologie Alimentari, di Scienze e Cultura del Cibo, e qui abbiamo una ex studentessa di questo corso, e anche a benessere e salute animale, quindi sono un po' multitasking, insomma, in diversi corsi, sempre lavorando su quello che è il tema delle tecnologie alimentari, che è una scienza che studia temi inerenti alla sicurezza, la qualità, lo sviluppo di alimenti, le tecnologie per ottenerli, trasformarli, nuove tecnologie, eccetera. Ovviamente in tutto questo poi collaboriamo con quelli che possono essere i settori affini, dalla produzione primaria alla trasformazione, quindi le aziende alimentari, quindi collaboriamo attivamente con le aziende che poi devono portare i prodotti sul mercato, ma anche con chi si occupa di nutrizione e chi si occupa di medicina. Adesso non so la vostra formazione, voi che... Beni culturali. Beni culturali, ok, quindi una cosa diversa ed è piacevole avere anche da altri settori, proprio perché questi corsi nascono dalla multidisciplinarità, soprattutto quello sull'invecchiamento attivo. Adesso vi dico anche due cose su questo per chi non lo conosce e per chi è la prima volta che partecipa a seminari sulla parte dell'invecchiamento attivo. Conoscerete chi ha partecipato ad altri seminari, probabilmente conoscerà alcune delle colleghe che fanno parte del gruppo di ricerca e che hanno tenuti altri seminari su altri argomenti, quindi nel corso, soprattutto quello di alimenti, identità e benessere, altre colleghe hanno trattato temi inerenti all'alimentazione e lo sviluppo di alimenti. Invecchiamento attivo, prima di passare alla vera e propria presentazione, l'altro grande contesto dove è inserito questo seminario è quello dell'invecchiamento attivo. Non so se sapete che all'interno dell'università esiste un gruppo multidisciplinare sull'invecchiamento attivo, che appunto terrà gli altri colleghi di altri ambiti, terranno gli altri seminari. Credo che qualcosa ci sia già stato. Tu forse hai partecipato? Chi ha partecipato? Ok, ci sono già. Ecco, perfetto, quindi la componente medica, ma ci sarà anche la componente giuridica, ci sarà anche la componente umanistica, quindi proprio multidisciplinare, proprio perché in questo gruppo multidisciplinare, se aderiamo a questo gruppo, quasi un centinaio di docenti all'interno dell'Università di Udine, e in qualche modo cerchiamo di sviluppare questo tema in formula multidisciplinare, perché è un tema talmente variegato e talmente diversificato che crediamo che l'unione delle competenze possa aiutare a risolvere temi molto importanti come appunto questo dell'invecchiamento, dove oggi ci soffermiamo. Siamo un corso multiplo e misto, infatti appena iniziato, e questo seminario si colloca tra due corsi, quello dell'aging e quello degli alimenti, quindi è un po' misto e siete entrambe chi è interessato a uno, chi è interessato all'altro, quindi mescoliamo un po' le cose. Stiamo appunto raccontando di che cos'è Active Aging all'interno di UniUd. Per chi ha voglia può andare a vedere anche sul nostro sito, dove c'è
la descrizione di che cosa fa questo gruppo multidisciplinare e come siamo organizzati. Probabilmente il professor Tell nella prima conferenza vi ha illustrato, visto che è il nostro super boss dell'invecchiamento attivo. Io in questo ambito mi occupo prevalentemente quindi di alimenti e di sviluppo di alimenti che possono essere indirizzati ad un invecchiamento attivo, e adesso vedremo come e perché. Parto un po' da lontano, visto che non so, appunto non sapevo chi avesse seguito, no, le altre lezioni, eccetera, per cui ripartiamo un po' da lontano ed è perché stiamo parlando oggi di invecchiamento attivo, di aumento della popolazione e quali sono le problematiche. Mi piaceva partire da lontano pensando che quello che è un po' l'ambito di competenza che mi interessa, cioè la trasformazione degli alimenti, è una cosa che nella storia dell'uomo c'è sempre stata. Trasformare gli alimenti e conservare le materie prime è sempre stato un modo per non sprecare cibo, e oggi questo del non sprecare è ritornato di grande moda, ma non ci si poteva permettere di sprecare cibo che poi non sarebbe stato disponibile in altri momenti dell'anno, non c'era possibilità in molti casi di conservare questi alimenti. E quindi da lì l'uomo ha imparato piano piano a sviluppare le tecniche di conservazione degli alimenti. Mi piaceva farvi vedere, se riuscite a leggerla, una specie di linea del tempo ed evoluzione delle tecnologie, delle tecniche e delle tecnologie, perché dalla tecnica si è passati poi alla tecnologia, quindi alla conoscenza di quello che sta sotto la tecnica. Diciamo che la prima tecnologia tecnica applicata alla trasformazione degli alimenti è sicuramente l'uso del calore, l'uso del fuoco, inconsapevolmente, ma era l'unico modo per trasformare qualcosa che edibile non era in qualcosa di edibile e anche più buono, più profumato, più saporito. Sono passati poi molti anni, ma piano piano l'uomo ha capito che l'uso del sale, l'uso dello zucchero, la salagione, la disidratazione degli alimenti sono tecniche che potevano consentire di conservare un filetto di pesce per lungo tempo, mantenendo, anche se cambiando un po' quelle che sono le caratteristiche sensoriali, ma si poteva conservare per lunghi periodi. In tutto questo l'uomo è stato insomma particolarmente capace di trovare strade e strategie, anche casuali in molti casi. Diciamo che poi però la prima e vera e propria trasformazione dalla tecnica alla tecnologia ce l'abbiamo con Nicolas Appert e Louis Pasteur, che in qualche modo hanno compreso come l'uso del calore potesse stabilizzare gli alimenti in un contenitore chiuso. Quindi sono in qualche modo i padri, vengono considerati i padri della pastorizzazione, della sterilizzazione. A tutti chiaro che cosa si intende con questi termini? Sì? Oh. No? Sì? Ok, allora, tutti noi comunemente consumiamo alimenti dove troviamo scritto pastorizzato oppure troviamo scritto UHT. Non so se qualcuno di voi si è mai chiesto che cosa sono queste, che cosa significa. Sono dei trattamenti con il calore che hanno lo scopo di rendere l'alimento sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. La pastorizzazione ha lo scopo di inattivare quelli che sono i microrganismi patogeni e in parte quelli alternativi. Si lavora a temperatura relativamente sotto i 100 gradi e i prodotti generalmente sono quelli che trovate nel banco frigo, quindi c'è una pastorizzazione e una conservazione refrigerata. Mentre gli sterilizzati, pensate a una scatoletta di tonno, pensate a un latte UHT, pensate a una scatoletta di fagioli, eccetera, sono prodotti sterilizzati a temperature più elevate, che possono andare dai 120 ai 140 a seconda del trattamento, che hanno lo scopo sì di inattivare i microrganismi
patogeni presenti in forma vegetativa, sì, microrganismi alternativi, ma anche le spore, che sono quelle più resistenti e che potrebbero svilupparsi poi nel tempo. E questi prodotti li tenete a temperatura ambiente normalmente, giusto? Non li mettete in frigo. Quindi sono due tecnologie che vanno a rendere il prodotto sicuro dal punto di vista igienico-sanitario e che vi consentono di mantenerlo per tempi più lunghi. È stata veramente una rivoluzione. L'altra grande rivoluzione che ci ha consentito di conservare e di avere alimenti sempre disponibili è l'uso del freddo. L'uso del freddo, mi sto riferendo alla refrigerazione. Tutti noi abbiamo un frigorifero a casa, ma fino agli anni 60 non era una cosa comune, quindi non è una cosa così scontata da tantissimo tempo. Avere un frigorifero, un congelatore addirittura, a disposizione di tutti e che ci consenta di mantenere gli alimenti sicuri per tempi più o meno lunghi, a seconda del tipo di prodotto, di cosa subito prima, eccetera. Però è decisamente una rivoluzione che consente di avere pensate a vivere senza il frigorifero. Quanti meno alimenti e tipologie di alimenti o quanto più dovremmo lavorare a casa, no, per ottenere gli stessi prodotti. E poi oggi c'è tanto, tanto di più, non è questa la sede dove raccontarvi altre cose, ma sappiate che ci sono altre tecnologie accanto a queste che sono state sviluppate per rendere sempre più alimenti dal punto di vista, ottimi dal punto di vista sensoriale, dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista della conservabilità. Per cui non so se qualcuno è attento alle etichette, ha mai letto sterilizzati a freddo, pastorizzati a freddo e guardatele, date un'occhiata. In questo caso si usa addirittura la pressione per stabilizzare l'alimento invece della temperatura. E se vi capiterà di assaggiarli, poi pensate se sono uguali o diversi a quelli pastorizzati a caldo invece. Quindi sì. Il tempo sia di applicazione della temperatura alta che bassa evidentemente era un'influenza. Allora, la temperatura alta sì, assolutamente sì, vengono definiti i processi in base al tipo di alimento, al tipo di microrganismo, quindi c'è un tempo e una temperatura da rispettare, assolutamente sì. Nel caso della bassa temperatura, le basse temperature non hanno un effetto sanitizzante, non rendono il prodotto, non hanno un'attività battericida, ma hanno un'attività batteriostatica. Quindi il prodotto si conserva per tempi più o meno lunghi, ma comunque piano piano, nel caso dei refrigerati, lo sviluppo microbico ci sarà, mentre nei congelati viene ibernato tutto quello e bloccato tutto quello che Il processo viene chiamato abbattimento, che si usa per il pesce. L'abbattimento è una riduzione molto veloce della temperatura del prodotto. Nel caso dei pesci si utilizza soprattutto per un'altra motivazione che è l'anasakis e quindi la presenza di parassiti all'interno e quindi un raffreddamento molto molto rapido del prodotto che poi torna ad essere venduto a temperatura di refrigerazione. Niente. Quindi, sì. Allora, gli stessi parassiti però possono essere anche abbattuti col caldo, cioè se certo, ecco, certo, 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 sì, certo, dobbiamo sempre, ci sono tanti possibili pericoli all'interno dell'alimento che vanno dai parassiti, ai microrganismi, ai virus, ne conosciamo ormai dei virus, ne sappiamo tantissimo, che hanno bisogno di applicare una tecnologia affinché possiamo essere sicuri nell'utilizzo di quell'alimento che quindi non ci porti a tossinfezioni o a malattie. Quindi nel tempo siamo passati dalla tecnica alla tecnologia, quando da un insieme di norme su cui si basa una pratica, un'arte, una professione, a conoscere quello che stava succedendo, l'elaborazione teorica e sistematica e pianificare quello che si vuole realizzare. Tutto ciò cosa ci ha portato? Beh, da cacciatori con la necessità di procurarsi il cibo a consumatori. Oggi non abbiamo la necessità di andare a procacciarlo in qualche modo, a cacciarlo,
ma abbiamo la possibilità e la varietà di quello che trovate oggi nei supermercati o a disposizione in ristoranti, eventi o altro. Insomma, non abbiamo la necessità di procacciarcelo il cibo, ma possiamo andare a cercarlo e scegliere quello che ci piace di più. Tanto che oggi, se pensiamo agli alimenti a nostra disposizione, abbiamo sicuramente alimenti sicuri e di qualità disponibili per la maggior parte della popolazione. Forse dobbiamo ancora pensare che ci sono problemi, che non tutti possono accedere a tutti gli alimenti, sia nei paesi industrializzati, soprattutto poi in paesi più poveri. Quindi si parla in questo caso di food security, cioè della sicurezza di avere un alimento, però diciamo che abbiamo fatto dei grossi passi avanti e soprattutto via via scoprite sempre più quando andate a fare la spesa alimenti nuovi che non esistevano fino a poco tempo fa. Vi ho messo 2 esempi, adesso si parla tantissimo dei prodotti alternativi alla carne, quindi plant-based, quindi proteine alternative alla carne, oppure gli insetti, è l'altra grande frontiera che si sta in qualche modo cercando e vedremo anche perché durante questa presentazione. Tutto questo secondo a che cosa ha portato? Questi cambiamenti hanno sicuramente contribuito a una riduzione dell'incidenza delle malattie legate al consumo di alimenti. Un tempo si poteva anche morire per mancanza di determinati nutrienti o per il consumo di alimenti contaminati. Anche oggi purtroppo ogni tanto, ma insomma i casi sono molto molto più rari, quindi si sono ridotti gli stati di malnutrizione e non dico solo a causa dell'alimentazione, ma a causa dell'alimentazione, delle conoscenze mediche, di tanti aspetti diversi, c'è stato, come ben sappiamo, un aumento esponenziale della popolazione mondiale, che ci si aspetta che aumenti ancora di più nei prossimi decenni, con un aumento progressivo dell'aspettativa di vita e questo è assolutamente positivo. Abbiamo tutti la speranza di vivere molto di più dei nostri antenati, con un'aspettativa di vita che ovviamente cresce, ma con la necessità a questo punto di gestire questa aspettativa di vita che cresce, quindi un aumento del numero di persone che hanno un'età che hanno la cui età aumenta progressivamente nel tempo, quindi si sa oggi che il segmento di popolazione che sta aumentando maggiormente, soprattutto in Italia tantissimo, in Friuli Venezia Giulia ancora di più, in Europa, ma anche in altri paesi, è proprio il comparto della popolazione over 65, dove si comincia a parlare di azioni per favorire, per stare bene in tutto quel comparto di popolazione che va oltre questa età. E qui siamo per questo qui a parlare, quindi ve l'ho presa un po' da lontano, ma avete capito dove siamo arrivati. E quindi crescere in salute favorendo un cosiddetto healthy aging, quindi un invecchiamento in buona salute, è una delle priorità delle istituzioni ovviamente, della World Health Organization, ma di tutti chi fa politiche per la popolazione. L'invecchiamento in buona salute si intende il processo di sviluppo e mantenimento delle capacità funzionali che consentono di essere in età avanzata, cioè mantenersi il più possibile in salute. Questo consente ovviamente di gestire in maniera diversa tutte quelle che sono le problematiche attorno all'invecchiamento, dalle cure, ospedalizzazioni, gestioni, eccetera, eccetera. In tutto questo ci sono tanti fattori ed è multifattoriale, voi ne vedrete molti, ne vedrete diversi nel corso che riguarda l'invecchiamento, ne avete visti già qualcuno, riguarda le nostre cellule col professor Tell e probabilmente il sistema immunitario, immagino con il professor Pucillo, e un ruolo centrale sicuramente viene rivestito dagli stili di vita e dal consumo di alimenti, che comunque è uno dei modi che abbiamo per mantenerci in salute il più possibile. Cosa che già da tempo in qualche modo veniva
pensata e descritta, questo è nel 1907, Metchnikoff dice che appunto esiste un legame forte tra aspettativa di vita e la dieta. Con l'età, tuttavia, cambiano anche altre, quindi cosa dobbiamo fare? Cambiano, l'idea è quella della popolazione che piano piano invecchia, ma riuscire a mantenere questo invecchiamento il più possibile in salute. Attraverso l'alimentazione, abbiamo detto, si possono fare delle cose, ma per riuscire a farlo dobbiamo in qualche modo progettare alimenti definiti per quel comparto della popolazione. Esistono sono disponibili ora, li trovate, alimenti disponibili per specificatamente targettati. Ancora, giusto? No, vero? Però troviamo alimenti per bambini, ok? E spesso ad un certo punto si ricomincia a utilizzare alcuni degli alimenti per bambini per delle problematiche che insorgono, no? Troviamo alimenti per celiaci, troviamo alimenti per chi ha problematiche senza lattosio, che ha altre tipologie di problematiche. Quindi tanti comparti diversi, troviamo categorie di alimenti, ma quella dedicati a una popolazione anziana non ancora, e ci stiamo lavorando all'interno di diversi progetti sviluppati negli ultimi anni, all'interno di questo gruppo multidisciplinare, ma anche all'interno di dottorati, tesi, eccetera. Si sta lavorando proprio per comprendere come migliorare anche gli alimenti dedicati a necessità diverse che cambiano con l'età. Perché cambiano con l'età? Perché purtroppo ci tocca invecchiare tutti quanti e piano piano fisiologicamente cambiano delle cose e cambiano le sensazioni, quindi la percezione delle sensazioni, dalla vista all'udito, al gusto, all'olfatto, possono cambiare, quindi con un approccio sensoriale che potrebbe essere diverso. Cambiano in molti casi anche ci sono modifiche delle masticazioni e della possibilità di utilizzare determinati alimenti, così come da bambini, anche man mano che cresciamo, del processo digestivo, perché cambiano fisiologicamente le concentrazioni degli enzimi, le concentrazioni dei nostri succhi gastrici, sali biliari, eccetera. Quindi questo cambia le capacità digestive. Oltre a dei cambiamenti di riduzione proprio corporea della massa magra, con aumento del tessuto adiposo e diminuzione del metabolismo basale. Quindi cambiamenti che, voglio o no, dobbiamo portarci dietro e gestire magari nel modo ottimale. Accanto a questo stiamo parlando quindi di persone comunque in salute. Accanto a questo dobbiamo tenere presente che purtroppo con l'età sicuramente la fragilità che ci circonda aumenterà, perché siamo più vulnerabili a stress interni ed esterni che possono portare a malattie. Tra le più comuni, qui avete alcuni esempi: malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, cancro, malattie croniche polmonari, insomma, eccetera, eccetera. Quindi tutti aspetti che vanno e potrebbero dover essere considerati anche nello sviluppo di alimenti. A questo punto potrebbero essere alimenti dedicati a diverse fasce anche di consumatori, anche di età diverse. Accanto a questo, sicuramente dobbiamo pensare anche a come cambia il nostro rapporto con il cibo. Cambia sicuramente con l'età. Man mano cambiamo noi per diversi motivi, cambia il nostro rapporto con il cibo, cambia il contesto sociale e l'utilizzo di alimenti è molto influenzato dal contesto sociale. Nutrirsi non è solo un dovere, ma è un piacere e deve rimanere tale in tutte le età, per cui il contesto sociale può aiutare o deprimere il piacere di alimentarsi, e questo non è da poco, perché uno dei problemi principali con l'età che avanza è proprio quella di una malnutrizione,
perché magari non c'è più la convivialità, non ci sono tante possibilità e quindi ci si alimenta un po' come capita. Oppure non ci sono possibilità economiche in molti casi e quindi anche questo va tenuto sotto controllo perché magari gli alimenti più interessanti dal punto di vista nutrizionale hanno anche un costo non accessibile sempre a tutti. Stili di vita ovviamente, religione, anche l'aspetto religioso può condizionare il consumo di alimenti, no? La scolarizzazione, le disponibilità economiche, ma perché no, anche tutto quello che ci circonda, soprattutto le nuove generazioni sono nate con i social media, gli advertisement diversi, cosa che per me non era così. Per voi sì, è assolutamente normale e quindi condizionano? Mi condizionano? Siete condizionabili? Oh. Personalmente no, vediamo, non lo so. Io sempre di più quello che succede nel grande mondo dei media ha un impatto, in realtà le ricerche dicono che ha un impatto e c'è chi proprio studia, giusto, come andare a impattare, no, sulla popolazione, nel bene e nel male. Quindi quali possono essere i problemi? Abbiamo una fascia della popolazione o comparti della popolazione che hanno problematiche di overnutrition, quindi sbilanciamenti in nutrienti che vengono consumati eccessivamente e che possono dare problemi. Per esempio, cosa vi viene in mente? I zuccheri grassi. Zuccheri, grassi, sale, tantissimo. Questo è una delle problematiche principali dell'utilizzo del sale. Prima mi sono fermata solo a lei. Lei è umanistica, voi siete? Giurisprudenza, quindi ancora comparto umanistico? Matematica? Viticoltura ed enologia. Ok, quindi sei del mio settore. E tu dietro in fondo? Medicina. Ok. E voi lei so? Io sono ingegnere, ma mi occupo di innovazione tecnologica. Ok, perfetto. E la signora è venuta ad ascoltare? Come Ok, no, dai, assolutamente. Per formarsi sempre, per formarsi. Beh, è bello essere multi-età, no? Variare, sentire le opinioni di tutti. Ho saputo di questi 2 corsi perché mia sorella lavora in segreteria qui e lei mi ha informato. Insomma. Che c'erano queste attività. Bene, bene, bene. Mi sono immedesimata con l'oggetto, il tema, l'età. Anche con tutti noi ci immedesimiamo, in realtà loro sono giovani e quando si è giovani non ci si pensa, ma poi pian piano ci si pensa, ci si comincia sempre più a pensare. Ma se cominciamo a pensare presto, ovviamente tutto poi diventerà più facile per voi che dovrete gestire, voi anziani e i giovani ancora più che invecchiano, che tutti noi ci troveremo nella catena. Quindi sicuramente una delle challenge che da tecnologo alimentare cerchiamo di affrontare è quello di progettare alimenti per rispondere alle esigenze della popolazione. Io non sono un nutrizionista, quindi non vi farò poi una parte di cosa serve, cosa non serve di nutrizione. Ci accenneremo sicuramente, ma sono dedicata proprio allo sviluppo tecnologico degli alimenti e quindi vi racconto come lavoriamo su questo sviluppo e quali sono le nuove tendenze in questo contesto. Allora, questa è una tabella forse un po' difficile che l'ho incollata all'ultimo momento, che deriva da una recentissima pubblicazione che abbiamo fatto, che poi vi lascio a chi è interessato anche a leggerla, sul design di alimenti per la popolazione anziana. Ci sono tanti aspetti diversi che vanno considerati, quindi non esiste un alimento meraviglioso che serve per tutti, no? Ma ci sono tanti aspetti diversi che dobbiamo andare a valutare. E possiamo lavorare sugli alimenti
per facilitare e per venire incontro a quelle che sono le problematiche. Per esempio, possono essere un comparto della popolazione che ha difficoltà nella masticazione e nella digestione. Allora possiamo pensare ad alimenti che possono essere facilmente masticabili, facilmente ingeribili, perché c'è anche il problema della deglutazione, digeribili, ma che abbiano una biodisponibilità dei componenti molto elevata, perché questa si riduce nel tempo. Oppure ci sono problematiche legate ai carboidrati, perché come abbiamo detto zuccheri spesso ne consumiamo troppi, inoltre consumiamo zuccheri altamente facilmente digeribili, quindi con picchi glicemici molto rapidi. Quindi possiamo controllare, dovremmo riuscire a produrre alimenti con un rilascio controllato di questi nutrienti. Generalmente la popolazione anziana e tutti noi consumiamo poche fibre, quindi perché? Perché gli alimenti con le fibre non sono sempre così facili da consumare in grande quantità, quindi possiamo lavorare in qualche modo dal punto di vista tecnologico per riuscire a dare più fibre in maniera piacevole. Contemporaneamente spesso, soprattutto la popolazione anziana, ha un consumo troppo basso di proteine. Proteine che invece, le cui necessità aumentano con l'età. Paradossalmente è forse l'unico nutriente dove aumenta con l'età le necessità. Ed inoltre riusciamo a digerirle poco, quindi ad assorbirle poco, quindi bisognerebbe avere alimenti con proteine di diversa natura molto digeribili, facilmente masticabili, deglutibili, eccetera. Si parla di lipidi, di grassi, quindi tutti voi probabilmente avete sentito, no, che i grassi non sono tutti uguali, ci sono grassi in qualche modo che dobbiamo controllare il consumo, come i grassi saturi. Voi fermatevi se c'è qualcosa che non vi torna, mentre dobbiamo aumentare il consumo di quelli insaturi o quelli essenziali, no? Vi hanno parlato di oli di pesce, particolarmente importanti. Quindi dovremmo ribilanciare quello che consumiamo, perché consumiamo troppo di un tipo e poco dell'altro attualmente. Ci sono poi deficienze di vitamine, alcune specifiche proprio per la popolazione anziana, soprattutto la vitamina D è una tra le problematiche, anche qui che c'è il sole in molti mesi dell'anno è una delle problematiche principali, ma altri minerali, per esempio il calcio. C'è un basso consumo di componenti bioattivi, chi ha seguito il corso probabilmente della professoressa Nese ha parlato di componenti bioattivi. Cosa facciamo riferimento? Bioattivo, cioè che ha un effetto positivo sulla salute, ma che non è una vitamina o un nutriente vero e proprio, ma è un componente un po' diverso. Io penso più, sto pensando a chi fa anche vino, cosa c'è nel vino che potrebbe farci bene? Non l'alcol, ma polifenoli. Polifenoli in genere, no? Che ci sono in ho detto il caso del vino perché c'era lui qui presente, ma che sono presenti in tantissimi prodotti vegetali, il cui consumo quindi può sicuramente, è ormai noto, aiutare a rinforzarci in qualche modo, no? Penso ai carotenoidi, penso al licopene, penso a composti di questo genere, no? Quando parlo di composti bioattivi, penso alla curcumina, ne sentite tanti, no? Di composti di questa natura, che sembrano sempre super, ma attenzione ovviamente, non c'è nessuno super, nessuno troppo cattivo, no? Bisogna sempre bilanciare tutto. Ci sono i microrganismi probiotici che conoscete immagino tutti, soprattutto yogurt e latti, dove proprio se vedete scritto probiotici, oppure da medico, penso a chi fa medicina, ci sono gli integratori contenenti probiotici che quando andiamo a consumare, a prendere delle cure antibiotiche, no, ci dicono vai a prenderti il probiotico. Sono microrganismi vivi che una volta ingeriti migliorano il nostro stato di salute e quindi migliorano quello che è il nostro microbioma. E potrebbero essere particolarmente utili se consumati. C'è il sale, poi, lo vedete qua sotto, quindi l'eccesso di sale, anche questa è una problematica enorme, però senza sale mi dite, ma non è buono il prodotto, quindi dobbiamo trovare strategie per che sia buono ma con ridotto contenuto di sale.
E l'altra grande problematica è il consumo di acqua, perché soprattutto con l'età che avanza si sente meno la necessità di bere e quindi servirebbero alimenti che sono alimenti ma che forniscono molta acqua. Ok, però detto questo, che quindi non mi compete, quindi non entriamo negli aspetti più nutrizionali della cosa, vi dico come cerchiamo di risolvere questi problemi e quali sono le tendenze attuali. Voi mi dite, da questa tabella tolgo un po' di grassi, aggiungo un po' di proteine, tolgo un po' di sale, è fatto. Che problema c'è? È tutto abbastanza facile. Buonasera. Buonasera. È tutto abbastanza facile perché tanto gli alimenti sono la composizione, leggo in etichetta quello che c'è, non sarà più così buono, devo cambiare un po' di cose, ma alla fine ce la faccio. In realtà non è proprio così. Gli alimenti non sono oggi, è una delle branche più attive della ricerca nel campo degli alimenti, non sono solo composizione, non è solo un calcolo compositivo, ma quello che si sa e si sta facendo è considerare gli alimenti come una architettura ben definita di componenti e questa architettura influenza enormemente l'utilizzo dei componenti all'interno dell'alimento. Quindi influenza come noi assumiamo e come noi utilizziamo quel componente all'interno del nostro organismo. Quindi non è sempre tutto, non basta solo la composizione per definire per riuscire a fare quelli che sono gli alimenti un po' per necessità dedicate. Quindi si parla di struttura. Adesso vi dico che cos'è questa struttura. Cerchiamo io vi ho messo i Lego lì. Questo è mio figlio piccolo, e si mangia un buon gelato. Quel gelato è fatto da tanti componenti che sono i pezzettini di Lego, ma è strutturato in una maniera ben definita che dà determinate funzionalità che adesso vi spiego. In pratica quello che studiamo nei laboratori è come questi componenti degli alimenti, quindi soprattutto proteine, carboidrati, lipidi e tutti i componenti minori, si organizzano, anzi cerchiamo noi di organizzarli poi, a livello nanoscopico, a livello microscopico, per poi dare quello che è l'aspetto macroscopico percepibile, cioè voi percepite delle cose, ma sotto quelle cose c'è un'organizzazione strutturale ben definita che vi dà determinate sensazioni. Vi faccio l'esempio del gelato. Gelato buonissimo, ce lo mangiamo tutti e abbiamo una esperienza sensoriale normalmente piacevole, che è dovuta a come le componenti di quel gelato, soprattutto gli zuccheri, i grassi e l'aria che viene inserita, si organizzano in un'organizzazione microscopica fatta di bolle d'aria circondate e in presenza di globuli di grasso e di cristalli di zucchero. E addirittura all'interno di questi globuli, pensate ai globuli, che globuli sono? Sono i globuli del latte. E lì all'interno si parla di grasso del latte, ma come sta? Sta in una struttura organizzatissima, cristallina, che qui viene rappresentata grazie a un disegno fatto dagli amici di cristallografia del CNR che lavorano al sincrotrone a Trieste. Quindi siamo andati fino al sincrotrone a vedere come stanno quelle matrici lipidiche all'interno del nostro gelato, del nostro burro, del nostro palma, di tutti i nostri lipidi che compongono gli alimenti, per riuscire a capire poi come li utilizziamo questi componenti. Questa è una delle strutture che conosciamo perché come esempio mi sembrava comprensibile, ma se ci pensiamo gli alimenti sono veramente fatti da tante strutture diverse che vi danno sensazioni completamente diverse.
e andiamo a scegliere spesso l'alimento con determinate strutture e composizioni. Quindi abbiamo dei gel, la marmellata, lo yogurt, abbiamo delle emulsioni, le creme, la crema pasticcera, la maionese, no? Abbiamo dei materiali porosi, il pane, le meringhe ed altri, le polveri, eccetera. Quindi gli alimenti vanno costruiti pezzi per pezzo, andando a comprendere come organizzarlo. Cambiare un ingrediente da tutte queste strutture non è così facile, perché la struttura crolla, come una casa. Chi fa la maionese può comprendere quello che dico, la struttura crolla molto facilmente se sbaglio processo, composizione. Ma tutto ciò potrebbe impattare a quello che è poi la mia utilizzo dell'alimento. E per studiare gli alimenti in questo modo dobbiamo considerarli come in una storia complessa di struttura e rottura di questa struttura. Pensate alle materie prime. Le materie prime hanno la loro struttura nativa che noi possiamo utilizzare. Ma se dalla mela voglio fare un succo, comunque devo rompere, devo destrutturare. E l'utilizzo del prodotto in queste due forme è completamente diverso. Non l'utilizzo in sé durante la giornata, ma come il vostro organismo utilizza quel prodotto. E se poi la mela va a far parte di un prodotto più complesso, come interagiscono quegli ingredienti? Mi aiutano ad utilizzare i nutrienti della mela o i costituenti della mela o mi deprimono questo? Come funziona la combinazione di tutto ciò? Alla fine il prodotto finale mi dà l'esperienza sensoriale, cioè come è strutturato, e lo sapete perché la vostra sensazione in bocca è quella che poi vi fa riacquistare il prodotto, e quindi la struttura è fondamentale per l'esperienza sensoriale, per far sì che un consumatore ritorni ad utilizzare quel prodotto. Pensate al cioccolato, se non lo temperiamo bene, no, non è così. La scioglievolezza non è così meravigliosa, ma ha un impatto sulla salute. Perché? Perché per quanto riguarda l'esperienza sensoriale, come destrutturiamo in bocca ci fa percepire il prodotto in maniera diversa. E questo, ok, mi dite, vabbè, è solo l'aspetto sensoriale. No, in realtà sappiamo che a seconda di come lo destrutturiamo, possiamo dare delle sensazioni che siano il sale, che siano lo zucchero, diverse, a parità di concentrazione di quel costituente. Vi faccio l'esempio del sale e dello zucchero perché ci sono diversi studi su questo. A seconda della struttura dell'alimento lo riesco a percepire di più o di meno. Quindi se io riesco a dare meno sale o meno zucchero con la stessa percezione sensoriale, sono riuscita a dare un alimento che inconsapevolmente, in qualche modo, aiuta a mantenere le linee guida nutrizionali. E quindi la struttura fa tanto in questo contesto, quindi ci sono numerosi studi proprio che studiano come questa struttura impatta la sensazione, il flavor, il rilascio di flavor e di aromi. Si sa per esempio che la stessa concentrazione di aromi all'interno di un alimento non viene percepita nello stesso modo a seconda di come si trova organizzato quell'alimento. E possiamo ridurla o per esempio possiamo farla esplodere in bocca rispetto a solo sentirla per esempio come flavor. L'altra cosa importante, ed è sicuramente l'ultima cosa che stiamo studiando, è l'impatto di questa struttura o come noi siamo in grado di rompere questa struttura, quindi come destrutturiamo il nostro alimento durante la digestione. Per fare questo, oggi cosa si fa? Si fanno delle simulazioni di digestione in vitro. Quindi quello che facciamo in laboratorio è simulare la digestione e andando a pezzo per pezzo, quindi la masticazione, la fase gastrica, utilizzando tutte le componenti gastriche necessarie,
prelevando dei campioni, andando a vedere. Adesso dopo vi faccio vedere alcune immagini anche di microscopiche. E poi andiamo a misurare quanto quel componente viene assorbito o potenzialmente viene assorbito. Ovviamente perché si passa alla digestione in vitro prima di usare quella in vivo? Perché lavorare in vivo è un altro contesto, quindi se riusciamo a predire in vitro quello che può succedere in vivo, poi riduciamo le prove in vivo da fare a validazione, no? Per cui oggi esistono proprio dei protocolli internazionali standardizzati di digestione in vitro per simulare quello che succede in tutti i tratti digestivi, compreso l'ultimo tratto che è il colon, dove si trova anche dove si trovano i microrganismi di cui vi parlavo. La struttura, quindi, come questo puzzle è stato costruito, influenza enormemente anche questo aspetto. E quindi possiamo pensare di modulare la struttura modulando quindi l'assorbimento. Quindi in poche parole, quello che possiamo dire è che ci divertiamo a fare un po' gli architetti degli alimenti, quindi cerchiamo di giocare con questi mattoncini, cercando di progettare cibi che possano rispondere poi alle diverse esigenze dell'età, andando incontro a quello che è oggi quello che ci chiede la Comunità Europea, che è quello di favorire il consumo di alimenti che possano aiutare il consumatore a seguire delle diete sostenibili, dove sostenibile significa anche che vanno a migliorare la salute e a mantenere la salute nel tempo. Avete domande prima che vi faccio poi la seconda parte con un po' di esempi di tutto quello che abbiamo visto, abbiamo detto? Prima ha detto che ci vogliono più proteine con l'età più avanzata. C'è anche qualcosa relativo al tipo di proteine, cioè vanno assunte assieme, separatamente. Gli alimenti che progettate sicuramente quelli saranno per l'età avanzata, sono alimenti anche proteici. Saranno alimenti che vengono, oggi si lavora ovviamente molto su proteine di origine vegetale, dove la cui combinazione può aiutare ad aumentare quello che è la quota proteica assunta. Questo non vuol dire che non bisogna consumare proteine di origine animale, ma una buona combinazione di tutte le proteine può aiutare. Le proteine vegetali farò un esempio, hanno la caratteristica di avere una bassa performance sensoriale negli alimenti, quindi cerchiamo modi per riuscire a migliorare il loro utilizzo, a favorire il loro utilizzo e il loro consumo. Non piacciono tanto, perché se devo pensare di mangiare, posso pensare anche a piselli, posso pensare a soia, posso pensare a tutte le leguminose di vario genere, ceci, lenticchie, ok, si possono consumare, ma non è sempre così facile, no, utilizzarle in quantità massiva. Anche perché hanno dei fattori antinutrizionali, quindi insomma bisogna lavorarci, su questo che appunto ci lavoriamo. Scusi, quando ha introdotto il discorso degli interventi tecnologici, Sì. In questo aspetto del mondo della ricerca, forse una delle prime, penso, dei primi tentativi è stata la modificazione genetica, per esempio, di certi alimenti vegetali, o sbaglio? Cioè, allora, sta introducendo. È un'altra cosa, le tecnologie per me sono le tecnologie quelle a cui faccio riferimento sono tecnologie di trasformazione, quindi l'industria alimentare che ha le materie prime, che le combina in un certo modo per ottenere i prodotti finiti che poi voi trovate commerciali del consumatore. Tutto ciò che riguarda la parte di modificazione genetica è un altro mondo, sì, è un altro mondo, è un altro contesto ovviamente, ok, di materie prime. Ok, avete altre domande, curiosità? Ok, allora vi faccio nell'ultima oretta che abbiamo assieme un po' di esempi di quello che facciamo, di cui ci divertiamo a fare nel laboratorio.
Allora, per esempio, lavorando sull'architettura degli alimenti possiamo ridurre o sostituire alcuni componenti, e mi piaceva raccontarvi quello che facciamo sulla frazione lipidica, quindi sui grassi, che è uno dei contesti di ricerca di cui mi occupo prevalentemente. Vi faccio un esempio anche sulle proteine, quindi sul come moduliamo anche in questo caso come riusciamo a modellarle per riuscire ad utilizzarle in maniera ottimale. E poi come lavoriamo anche sulla veicolazione, sulla protezione, sull'incapsulazione di ciò che è componente, quelli che abbiamo chiamato componenti bioattivi, che possono purtroppo degradarsi e non arrivare quasi mai ai siti di interesse, anche se ne ingeriamo tanti, di solito in molti casi anche non li utilizziamo bene. Quindi vediamo un po' di esempi. Allora, il primo esempio di cui mi piaceva parlarvi, come avete capito già dall'esempio del gelato, è quello degli alimenti contenenti lipidi. Sappiamo tutti che oggi il consumo di grassi saturi è in qualche modo eccessivo rispetto a quelli insaturi. Purtroppo i grassi saturi sono fantastici e fenomenali per dare delle sensazioni sensoriali meravigliose. Pensate al cioccolato, pensate al gelato, pensate ai croissant, pensate a tutti i prodotti da forno. Sapete tutti, chi fa un po' di cucina, che sostituire il burro con un olio non è poi la cosa, si può fare, ma il risultato finale è un po' diverso. Ovviamente la riduzione dei grassi e soprattutto dei grassi saturi, in generale dei grassi, ma soprattutto dei grassi saturi, è una risposta a quelle che possono essere le crescenti problematiche rispetto ad obesità e malattie cardiovascolari. E per fare questo cosa si cerca di fare, si sta studiando a livello internazionale? È proprio quella di trovare delle alternative a questa meravigliosità che io vi ho messo qua, perché come avete capito che mi piace l'argomento. Questa è la foto al microscopio di cristalli di grasso presenti in una crema al cioccolato. Faccio nomi e cognomi, ma immaginatevi voi la crema al cioccolato più buona che assaggiate, ok? E stanno lì così a fare una rete meravigliosa che poi si scioglie quando voi la consumate, vi liberano aromi, vi dà una consistenza particolarmente gradevole, e i cristalli sono organizzati in una struttura organizzatissima che si può studiare e peculiare. E se voi sbagliate di raffreddare, riscaldare, mescolare, quel cioccolato non è più temperato, lo restituite al pasticcere che non è stato bravo a fare i cristalli meravigliosi che doveva fare. Ha fatto altri cristalli e sono diversi, completamente diversi, e il cioccolato diventa bianco. Avete trovato il cioccolato bianco, non bianco nel senso il cioccolato quello che si compra bianco, ma quella patina bianca sopra il cioccolato, che non è niente di male, ma è questa struttura che non è più perfetta e quindi che cambia. Non vi fa male, potete consumarla tranquillamente, non c'è niente di pericoloso, ma semplicemente non è quello che voglio dal cioccolato, giusto? E quindi è difficilissimo sostituire questi grassi che sono saturi, il burro di cacao, l'insight, se adesso nomino l'olio di palma mi viene subito in mente tutto quello che è successo in maniera un po' maldestra nel contesto italiano, molto maldestra devo dire, ma penso che il burro ed altro sono meravigliosi. Allora l'uomo da sempre ha cercato di trasformare gli oli. Come? Cosa vi viene in mente come trasformazione degli oli in grassi? Gli oli sono migliori dal punto di vista nutrizionale perché? Era considerata una cosa meravigliosa. Esatto, era considerata una cosa, nasceva dagli oli vegetali ricchi di grassi
insaturi, magari essenziali alcuni di questi oli, no? Quindi dal punto di vista nutrizionale sicuramente migliori. E l'idea di trasformare in un grasso solido accompagna la storia dell'uomo da tanti anni, devo dirvi la verità. Addirittura c'è stata una competizione, un concorso di ricerca per trovare una strada alternativa al burro e all'ardo nel 1860 ancora, dove si chiedeva appunto perché i grassi animali anche sono molto costosi alla fine, no? Ci sono un sacco di problematiche di reperimento e quindi ci sono i primi brevetti che risalgono alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, che riguardano proprio queste miscele strane di grassi che vanno a fare delle specie di margarine. E poi cosa c'è stato? Cosa vi ricordate? Forse i più giovani addirittura neanche non se lo ricordano. Sempre in relazione alla margarina, dice? Sì, quella è poi c'è stato l'evento della margarina, comparse tantissime margarine che sembravano essere perfette, poi sono un po' scomparse. Sapete per quale componente che forse avete sentito? E spesso leggete, non contiene grassi idrogenati. C'è stato un momento in cui, grazie alla chimica, cioè ancora oggi esistono i grassi idrogenati, si convertono i grassi insaturi dal punto di vista proprio chimico, si fa una trasformazione chimica e si trasformano in saturi, ok? Tutto ciò ha portato però, quindi ci sono state una grande evoluzione di questo, ma in certi contesti questa idrogenazione può portare alla formazione dei cosiddetti acidi grassi trans isomeri. Qualcuno ne ha sentito parlare? Dimmi, cosa hai sentito? Sono buoni o cattivi? Trans cattivi. Sì, non ci fanno tanto bene, no, alla salute. Quindi in realtà ci si è accorti che ne consumavamo molti, ma che non ci facevano bene alla salute. E tutto questo ha portato solo recentemente a delle normative del 2018 in Europa, dall'anno scorso, anche dal 2018, mi pare anche nel 2019, non mi ricordo l'anno esatto, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la problematica era ancora più grande perché in Europa questo sentore degli acidi grassi, in qualche modo l'azienda si è mossa senza la normativa e ha cominciato ad utilizzare che cosa al posto delle margarine idrogenate? Quello che abbiamo tolto recentemente. I grassi tropicali, che avevano comunque una consistenza simile ai grassi animali. E quindi abbiamo un po' ridotto il consumo di trans in questo modo, mentre negli Stati Uniti fino a pochi anni fa veramente il consumo di margarine era enorme. Oggi alcune tipologie di acidi grassi, non vi sto a spiegare il chimismo, eccetera, alcune tipologie di acidi grassi che sono una certa categoria sono stati banditi. In particolare la normativa ci impone un limite per i grassi trans isomeri, che in Europa ha un certo limite nei nostri prodotti. Quindi è diventato un composto che va controllato nei prodotti alimentari nella nostra alimentazione. Però, quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto idrogenati, poi li abbiamo sostituiti con i tropicali. In realtà non so che cosa avete sentito, com'è la vostra posizione, in realtà è stata una serie molto complicata di disinformazioni. L'olio di palma non è il nostro male assoluto, non ci fa più male di altri grassi assolutamente. Il problema è sempre quello, l'utilizzo eccessivo di grassi saturi, ma eccessivo, che può essere del palma, può essere addirittura peggio nel cocco perché è ancora più ricco di grassi saturi, quindi non sempre le modifiche che abbiamo subito sono state positive dal punto di vista nutrizionale in termini di riduzione, quindi va sempre bilanciato questo contesto. Cosa si fa oggi? Cosa cerchiamo di fare oggi? Vi racconto quello che facciamo nei nostri laboratori oggi. Cerchiamo di convertire questi oli vegetali, che quindi l'olio d'oliva piuttosto che l'olio di girasole o altro, in quello che viene chiamato oggi oleo gel, cioè una trasformazione fisica, l'utilizzo di alcune molecole permesse e concesse assolutamente, che intrappolano l'olio, e faccio
quello che fa la pectina nella nostra marmellata. Voi sapete fare le marmellate, sapete che usando la pectina dal frutta liquida diventa un gel, giusto? Con l'acqua dentro. Noi cerchiamo di farlo con l'olio dentro, per rendere quell'olio simile ad un grasso solido con delle proprietà tecnologiche e nutrizionali migliori e tecnologiche simili a quelle dei grassi che abbiamo sostituito, per cercare di, anche in questo caso, dare un prodotto molto simile a quello di partenza, ma dal profilo nutrizionale migliorato. E ci divertiamo a fare questo perché qua vi faccio vedere semplicemente delle foto di che cosa riusciamo ad ottenere con sostanze diverse, modalità diverse. C'è una grande ricerca negli ultimi 10 anni a livello mondiale, però questo era un olio extravergine di oliva, che in certi contesti non riesce ad essere applicato in molti alimenti perché è liquido, e proprio il fatto che sia liquido non ce lo fa utilizzare. Quindi potrebbe essere una strada per utilizzarlo e valorizzarlo maggiormente. E quindi oggi ci sono veramente diverse applicazioni di questi gel in prodotti che sono i più diversi, e dove l'applicazione è risultata un buon modo per sostituire i grassi di partenza. Parlo di prodotti carnei, emulsioni carnei, gelati, creme, tutto quello che vi viene un po' in mente. Lo si fa con qualsiasi olio vegetale oppure è esclusivo l'olio di No, oliva? no, si può fare con qualsiasi olio vegetale. Mhm. Diciamo che non è ancora un qualcosa che è così. Siamo ancora in fase di ricerca, non è industrialmente ancora applicato in certi contesti, perché si sta lavorando proprio su come industrializzare questi risultati della ricerca. Quindi speriamo che piano piano riusciamo a renderli qualcosa di fruibile per tutti quanti. E la cosa interessante è che accanto a questo, quindi queste vedete hanno forme anche diverse, vedete sembra un panetto di burro, no? Questo è fatto da proteine e olio. Proteine che odiano l'olio, l'olio che non si sciolgono in olio, si sciolgono in acqua, e che in qualche modo però trattengono l'80% di olio. Quindi lavoriamo di nuovo sulla struttura, giochiamo sulla struttura. E sappiamo oggi, se abbiamo studiato, che in questa modalità riusciamo a modulare la digestione dei grassi e anche la bioaccessibilità, che forse è un termine difficile, adesso vediamo se tutti sapete che cos'è, di componenti che magari si trovano nell'olio, i polifenoli nell'olio extravergine d'oliva, una curcumina solubilizzata nell'olio, eccetera. Sapete tutti che cos'è la bioaccessibilità? Sì? No? È quella quota di componente che state studiando che effettivamente viene assorbita e che può essere poi utilizzata dal nostro organismo, cioè sul 100% di molecola che ingeriamo, non tutta quella componente viene utilizzata dal nostro organismo, in buona parte viene eliminata. Io vi avevo portato degli esempi poi appunto di nostre attività di ricerca che appunto dove abbiamo formato questi gel addizionati di questa curcumina, che è un componente dalle note proprietà salutistiche, e siamo andati a vedere appunto se riuscivamo con questa gelificazione attraverso una digestione a modulare quella che è il rilascio dei lipidi e quello che è la bioaccessibilità. Qua forse entro nel complicato, quindi ve la faccio veloce in realtà per chi non è del campo. Quello che posso dirvi in soldoni è che grazie alla struttura riusciamo a modulare la digestione della frazione lipidica degli acidi grassi, e quindi in qualche modo vedete che c'è una sequenza una diminuzione di questa digestione e digeribilità.
che può andarci bene in alcuni contesti, in altri meno, però potremmo consumare meno energia, per esempio. Ma, vi lascio stare perché, ma anche una modulazione della bioaccessibilità. Tenete conto che la bioaccessibilità stimata dei curcuminoidi è meno del 50%, quindi perdiamo la maggior parte dei componenti spesso durante la fase digestiva. In questo modo cerchiamo metodi per aumentare questa disponibilità del nutriente. Domande sui lipidi? Tutti voglia di Nutella, di cioccolato, di un buon gelato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Se mai uscirà con l'olio gel, poi ve lo facciamo sapere. Alimenti proteici è l'altro grande comparto, no, di cui si sente parlare, di meat substitutes, meat analogs. State vedendo al supermercato che si moltiplica enormemente i prodotti disponibili a base di proteine vegetali che vorrebbero assomigliare a prodotti animali. Le tendenze al mondo sono diverse, la maggior parte oggi si sa che questi non sono dedicati a un comparto di persone che sono, non so, vegane o che vogliono andare verso aspetti di sostenibilità, ma sono un'alternativa, possono essere un'alternativa. Oggi mangio carne, domani mangio l'hamburger vegetale, dopodomani mangio il pesce, eccetera, eccetera. Un'alternativa, e soprattutto la popolazione più giovane, da studi che avevo seguito negli Stati Uniti, appunto, dicono è semplicemente un'alternativa, c'è qualcosa di nuovo. Perché li ho inseriti? Perché appunto pensando alla popolazione anziana abbiamo detto che le necessità proteiche sono aumentate, quindi spesso anche mangiarsi un pezzo di carne, eccetera, può essere non così gradito, no? Anche per difficoltà di masticazione, eccetera. Per cui perché no? Anche su questi si sta lavorando tantissimo, cioè trasformare una proteina. Abbiamo parlato della soia ed è forse il caso più facile la soia, perché la soia storicamente viene trasformata in tofu, quindi viene trasformata già in qualcosa di strutturato e diverso, no? Quindi ha delle proprietà, ma ci sono altre proteine che se voi cercate di metterle assieme non viene niente di loro. Quindi proprio dalla tecnologia gli vi ho mostrato la foto di queste proteine di legumi che sono state strutturate con nuovi processi. Quindi è proprio la tecnologia, che è una tecnologia particolare nata per questo, cosa fa? Riesce ad organizzare le fibre proteiche rendendole fibre, perché nella carne voi sapete tutti che ci sono le fibre del muscolo, ma in una proteina vegetale non stanno sotto forma di fibra, non vogliono far fibre, stanno lì spesso agglomerate una con l'altra sopra le fibre e da lì non si muovono. Quindi trasformare questo in qualcosa che non sia una minestra che è facilissima per tutti, ma che sia un hamburger o che vi assomiglia a un hamburger, o che sia qualcosa che ha la sua consistenza, non è facile. E ancora non ci siamo riusciti perché trovate molti prodotti in commercio, ma chi li ha assaggiati, chi li consuma? Ti piacciono? Sì, allora dipende in realtà. Si possono migliorare secondo Sì, te? decisamente, Ecco. perché dipende anche molto dalle marche, cioè nel senso ci sono alcune marche che riescono a presentare dei prodotti che siano anche effettivamente gustosi, altri invece ne ho provati tantissimi, effettivamente mi rendo conto che a livello di aroma ne hanno davvero poco e non sono neanche tanto piacevoli appunto da mangiare, ma alcuni ne vale la pena, secondo Stanno me. cambiando anche molto, Vero, no, nel vero, tempo, vero. nel senso Sì, che sì, sì. è arrivato prima il mercato quasi della ricerca, perché dal Esatto. punto di vista della ricerca si sta lavorando tantissimo su tecnologie che ci consentono di ottenere. Anche qui c'è una problematica della componente lipidica perché non è facile metterla lì dentro. La componente lipidica del grasso della carne che dà l'amarezzatura, che vi dà quella sugosità in bocca, metterla in un prodotto vegetale del genere, spesso sono gnocchi, sono un po' consistenti, no? Non sono così, non c'è quella juiciness, no? Sì, specie i burger, infatti. I burger, no? Sì, sono un agglomerato quasi, no? Non si riesce ancora. Alcuni sì, se assaggiate alcuni dell'Impossible Burger o Beyond Meat, sono vicini, ma ci sono molti brevetti dietro. Ci sono molti studi di ricercatori, eccetera. Quindi il comparto proteine
ho preso lo spunto dalla parte dei prodotti per anziani, ma sicuramente ci sono tanti altri contesti in questo senso, è sicuramente un mondo veramente che esploderà, che sta esplodendo. Questo è l'argomento in Europa di cui si parla di più. Si parla di più perché poi avete sentito parlare degli insetti, per questo motivo. Chi ha assaggiato una barretta di insetto? Nessuno? L'assaggereste? Sì? Sì, Sì? Io no. No? No? Ho sentito un podcast che c'è che praticamente non farine o alimenti analoghi come quelli che sono stati ridomati adesso. Avevo sentito usato, penso, nelle bevande tipo gasate, che viene usato come colorante rosso la cocciniglia, si chiama. Questo da tanto. No, appunto, Era una cosa già concessa, è un additivo alimentare assolutamente. Sì, so che adesso c'erano queste articoli, eccetera, dove si diceva in realtà sì, stiamo già utilizzando, no, una qualche parte di insetto del genere. Diciamo che in Comunità Europea sono stati approvati 2 per ora farine di insetto che possono essere utilizzate. In Italia io non le ho ancora viste, le ho assaggiate tutt'altro contesto. Ma si trovano, soprattutto sul mercato di internet, se volete assaggiarli sicuramente si trovano tanti snack, tante cose diverse. Perché? Perché sono sempre ricchi di proteine, quindi nell'ottica di trovare proteine alternative anche questa è una possibilità. Non so quanto prenderà il via qui in Europa o meno, vedremo, ma ci sono paesi del mondo dove sgranocchiarsi un grillo è come sgranocchiarsi una patatina da noi, mangiando bevendo un aperitivo, no? Per cui in alcuni contesti è assolutamente normale questa cosa. Ma dal punto di vista, cioè, prettamente etico, no? Cioè, non lo so, le chiedo a lei, quantitativamente, no? Per fare una determinata grammatura ad esempio farina, cioè quanti grilli servono? Tanti, tanti, però si allevano tanti in piccoli spazi, per cui non servono spazi molto grandi, cioè si allevano in maniera massiva in spazi molto ridotti, quindi si dovrebbe riuscire a ottenere un buon quantitativo di componente proteica in spazi, adesso non so dirti esattamente la conversione, però sicuramente questo è. Quindi quello E che... poi hanno una vita breve, per cui No, quindi il motivo per cui viene incentivata questo allevamento è per il motivo che magari rispetto agli animali... dovrebbe essere una fonte che va alternativa, perché ce ne saranno poche di proteine. Il problema è che man mano che cresciamo come popolazione non ci saranno proteine per tutti, quindi la ricerca di fonti alternative nasce dal fatto di trovare una soluzione che possa sfamare tutti piano piano, e quindi anche questa potrebbe essere. Qual è l'altra alternativa che avete forse sentito ancora più futuristica? Avete sentito? Sì, la carne. La carne. So che in alcuni ristoranti giapponesi, se non sbaglio, e in Israele si possono già assaggiare le bistecche fatte da carne artificiale, che significa una cultura cellulare. Per chi fa un po' di biologia, è una cultura cellulare, le cellule che crescono. Questo secondo lei può essere replicato e adattato a una catena industriale? Cioè, Ci stanno lavorando, siamo ancora lontani, non ci sono ancora normative in Europa. In Europa rispetto ad altri paesi siamo un po' più, non voglio dire, prima che un prodotto possa essere effettivamente approvato e applicato, c'è tutto un iter ben specifico, che si parla di novel foods, che è la normativa legata all'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, che sta a Parma, che è EFSA, per cui deve approvare qualcosa che in Europa non è stato consumato abitualmente prima del 1997. Quindi se voglio inserire un nuovo insetto,
come devo fornire tutte le documentazioni scientifiche di sicurezza, di safety, di consumo, eccetera, eccetera. Se voglio proporre una carne artificiale dovranno esserci un iter. In altri paesi è un po' più facile, in qualche modo, meno stringente la normativa. Per cui vedremo che cosa succederà, vedremo che cosa ci aspetta, però il punto è qualcosa deve cambiare, qualcosa dobbiamo fare. Giusto, sbagliato, dove andare, dobbiamo lavorare probabilmente su tanti fronti diversi. Abbiamo un po' deviato, quello che volevo dirvi è che nello studio anche degli alimenti per anziani in questo senso, va pensato bene che l'alimento che stiamo facendo è per una popolazione anziana che ha delle necessità proteiche diverse, ma che le digerisce le proteine in maniera diversa. Quindi recentemente proprio, e non c'è pochissimo studi su questo, abbiamo messo a punto anche dei sistemi che vi raccontavo di digestione in vitro, ma che simulano quello che succede in un adulto anziano, non nel resto della popolazione. Quindi modificando quelle che sono le modifiche fisiologiche che uno si aspetta durante la fase digestiva. E effettivamente facendo così si notano delle differenze. Queste sono delle foto al microscopio confocale del nostro digerito, di un digerito in pratica di proteine di pisello. E ci sono delle differenze tra l'adulto e l'anziano. Vi faccio vedere, per esempio, ci si aspetta che gli anziani abbiano maggiori necessità proteiche ma una digestione ridotta. Quindi, come vedete dai numeri, in tutti i casi, per ogni proteina ha la sua digeribilità e ogni proteina avrà una diversa, quindi una diversa digeribilità tra adulti e anziani. Cosa facciamo? Tanto per ritornare alle nostre tecnologie, per modulare le proteine, abbiamo visto che per fare le proteine, per usarle bisogna modificarle, quindi bisogna trovare tecnologie. Noi per esempio qui in dipartimento utilizziamo delle tecnologie che cercano si chiamano omogenizzazione ad alta pressione, che cerca di aprire queste proteine più possibile per riuscire a ricombinarle e mettere i mattoni nel modo giusto il più possibile. E cerchiamo quindi di studiarle a 360 gradi, quindi dove le possiamo utilizzare. Per esempio le stiamo utilizzando per fare del pane arricchito di proteine, dedicato che abbia le consistenza, le caratteristiche sensoriali che possono piacere proprio alla popolazione anziana. E anche andando a studiare ovviamente la digeribilità. Altro contesto di studio e di lavoro è quello degli alimenti funzionali. Quindi questi sono alimenti che dovrebbero in qualche modo aiutarci a stare bene, diciamo così, no? E poi tutto un altro contesto non sono c'è un po' una miscellanea da confondere con gli integratori alimentari, che sono ancora un altro contesto, così come non sono da considerare farmaci, assolutamente, no? I contesti sono un po' diversi, no? Un alimento è sempre un alimento che deve supportare a farci stare bene, ma non cura, no? E non è un farmaco che è dedicato a curare una patologia conclamata. Immagino abbiate un po' commentato questi diversi concetti, giusto? Quindi, questi alimenti funzionali, che cosa facciamo con la struttura invece? Qua ci divertiamo tantissimo, cioè cerchiamo di far costruire dei guscetti attorno, perché spesso quei microrganismi probiotici vengono distrutti mentre voi li digerite. Quindi nel tratto gastrointestinale, ciao, se ne vanno e vengono inattivati, perché l'acidità è uno dei metodi per cui i microrganismi vengono inattivati, oppure quel polifenolo, quel componente bioattivo che volevate utilizzare, anche qui con le condizioni estreme del nostro sistema digerente, possono venire facilmente degradate, o anche durante i processi di trasformazione, quindi devo proteggerli per riuscire a farli sopravvivere.
a tutta questa storia. E quindi studiamoli, sono semplicemente esempi e strutture, però immaginatevi cosa andiamo a cercare e a organizzare per riuscire a proteggere quelle componenti all'interno degli alimenti. Vediamo, mi pare di avervi portato l'esempio proprio dei probiotici, di un lavoro che abbiamo fatto sulla ricotta, dove praticamente questi probiotici sono componenti assolutamente che possono favorire, ci sono studi dimostrati, si può scrivere in etichetta che sono componenti probiotici, ma durante il transito gastrointestinale appunto la maggior parte vengono persi e hanno un effetto probiotico solo se voi li ingerite in una quantità tale per cui effettivamente siano in una certa concentrazione, altrimenti non servono. Quindi per riuscire a mantenerli, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di costruirgli attorno una struttura che li possa proteggere durante la fase digestiva, e queste sono le immagini della struttura delle ricotte, che sono un po' diverse perché abbiamo appunto costruito la struttura intorno ai microrganismi che ci sono piccolini, sparsi in giro nei nostri microrganismi. E poi cosa facciamo? Facciamo le digestioni, andiamo a vedere come questa struttura si rompe in fase gastrica e quanto sono vivi e vitali durante la nostra digestione, cercando appunto di trovare la soluzione migliore per mantenerli vivi e vitali fino a superare questo tratto gastrointestinale e rimanere in qualche modo vivi e attivi. E quindi delle riformulazioni tramite la struttura. Quindi, che dire, siamo verso la fine, abbiamo ancora un po' di tempo se vogliamo poi chiacchierare, ma quello che possiamo dire è che mi piaceva introdurvi in questo mondo alternativo che forse non si conosce, dove si pensa sempre agli alimenti come composizione. In realtà c'è chi sta studiando, e speriamo efficacemente, di sfruttare invece quella che è l'organizzazione gerarchica dei diversi componenti per rendere gli alimenti piacevoli, utilizzare magari quello che non si riesce ad utilizzare, per dare qualche cosa in più. Con la struttura ovviamente si lavora in tutte le fasce, quindi ci sono diversi, come dicevamo all'inizio, no? Ognuno ha il suo alimento, quindi conoscete benissimo gli alimenti per l'infanzia, ma poi oggi conoscete bene gli alimenti per determinate patologie. Il mondo del gluten free, anche lì, non so se qualcuno di voi è celiaco e quindi consuma questi alimenti, spero di no per voi ovviamente, perché così potete più liberi, ma lavorare su questi alimenti, fornire alimenti che sia un pane che però non contiene glutine, non è così facile. E lì effettivamente la quantità di ingredienti che va utilizzata per riuscire ad ottenere un prodotto vicino, ma non sempre così facile, è decisamente molto alta. E anche lì la ricerca sull'aspetto strutturale è veramente tanto importante, ci sono tantissimi sia aziende sia ricercatori che lavorano su questo. Poi c'è ovviamente tutti gli alimenti per il benessere di cui poi abbiamo parlato, e perché no, dai, prima o poi ci saranno gli alimenti anche dedicati alla popolazione che sta invecchiando in qualche modo. E mi piaceva quindi così introdurvi l'altra faccia, no, di chi lavora sugli alimenti, cioè il nutrizionista che ovviamente ci dice cosa e quanto e come dobbiamo assumere quegli alimenti, e quindi collabora con noi per questi aspetti. E poi c'è chi invece cerca di conoscere i processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti e cosa succede all'alimento dalla sua nascita in tutta la sua storia, che va anche nella fase di conservazione, perché per quanto conserviamo quegli alimenti, cosa cambia durante quelle fasi, e va anche alla conservazione domestica e all'uso domestico, perché voi a casa trasformate di nuovo quell'alimento
durante le procedure domestiche, quindi di nuovo trasformiamo e abbiamo un impatto, no? In come lo utilizziamo. E quindi veramente una catena complessa e che piano piano, insomma, cerchiamo di districare, di utilizzare al meglio. Io vi lascio anche come approfondimento, per chi ha piacere di leggere tutto quello che vi ho raccontato, un po' arriva da questa review che abbiamo fatto con diversi colleghi, alcuni dei quali appunto partecipano al gruppo ActiveAging e a questi corsi, no? Avete sentito parlare la professoressa Pellegrini, la professoressa Nese, avete sentito me, ci sono tutte le persone che collaborano con noi, quindi se vi fa piacere lì c'è un po' di racconto di questo, di come potremmo sfruttare la struttura per sviluppare alimenti che possano soddisfare particolari esigenze. Si parla di personalized nutrition, quindi di nutrizione che va verso quelle che sono le esigenze di ognuno di noi che possono essere molto molto diverse.